Sbanda con l'auto, finisce contro la parete rocciosa e poi capotta più volte in autostrada, ferita la poliziotta alla guida, 6 km di coda in autostrada. Furti con scasso al chiosco esterno del Pedocin e alla canottieri Adria, incastrati da un video invece i ladri che hanno rubato il portafoglio e il commesso di Murrisoft. Campo scout per migranti e nuove polemiche di alcuni residenti. Schiavone dell'ICS dice funziona solo ad alta rotazione, aprendo anche il bazar accanto alla stazione. Ha vinto il modello Trieste, è il messaggio lanciato dal presidente dell'Authority Zeno D'Agostino in una conferenza stampa a Fiume in cui ha dato l'addio al porto. Concerti di Ultimo e Max Pezzali già da tutto esaurito, al via sotto la pioggia battente il montaggio del palco allo Stadio Rocco di Trieste. La Triestina l'anno prossimo punterà alla B per la panchina Donati o Santoni. Quest'anno spesi 18 milioni, sono i temi principali emersi dall'incontro con i dirigenti Stella e Menta. Al Festival di Trieste organizzato dalla Società dei Concerti, 29 eventi in programma con l'evento clou del concerto di Sollima sul mare davanti a Piazza Unità. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Incidente questa mattina sul raccordo autostradale in direzione Venezia all'altezza di Duino Aurisina. Una Opel Corsa condotta da una donna di 40 anni, poliziotta, ha sbandato cappottandosi, traffico in tilt con code fino a 6 km. Vediamo. Ha sbandato con la sua Opel Corsa finendo contro la scarpata rocciosa laterale, dunque si è ribaltata più volte finendo contro la barriera spartitraffico centrale. È successo alle 8:15 sul raccordo autostradale in direzione Venezia, poco dopo l'area di servizio Duino Sud, all'altezza del curvone che porta verso l'Isert. La conducente del veicolo, una poliziotta che si stava recando al lavoro, è rimasta ferita e sotto shock. Frattura a una mano e a un braccio, stando alle prime informazioni, ma non è in pericolo di vita. Per assistere la donna è stato completamente bloccato il traffico in entrambe le direzioni in un primo momento per far atterrare l'elicottero proveniente dall'ospedale di Catinara, dove l'automobilista è stata poi ricoverata. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco, oltre al personale di Autostrade Alto Adriatico. In particolare per chi proveniva da Trieste, questa mattina si è creata una coda che ha raggiunto i 6 km di lunghezza. Momenti difficili, insomma, per chi si è trovato lungo l'autostrada per almeno un paio d'ore. Per chi viaggiava in uscita dalla città, infatti, anche dopo la riapertura del traffico, la carreggiata è rimasta comunque percorribile in una sola corsia per un paio d'ore per consentire la rimozione del veicolo, la pulizia e la messa in sicurezza dell'asfalto. La coda dunque si è trasformata in un rallentamento che ha messo a dura prova la pazienza degli automobilisti. Doppio furto nella notte fra domenica e lunedì. Un ladro ha prima colpito il chiosco di fianco allo stabilimento La Lanterna, tagliando i cavi delle telecamere. Poi si è invece introdotto alla società canottieri Adria. In tutto il malintenzionato ha portato via 170 euro. Sentiamo. Prima il blitz al chiosco al fianco del Pedocin, tagliati i cavi della telecamera, la quale è stata poi distrutta. Il ladro ha prelevato il fondo cassa per un bottino di 140 euro. Poi il malintenzionato ha colpito la società canottieri Alpe Adria, sì, perché gli investigatori hanno elementi per ritenere che si tratti della medesima persona. Stesso modus operandi del chiosco al Pedocin, telecamera distrutta e poi razzia dei salvadanai e del secchiello delle mance per appena 30 euro di bottino. Ma stavolta il ladro si è dimenticato di osservare meglio, un'altra telecamera lo ha ripreso. Doppio furto nella notte fra domenica e lunedì in zona Rive a Trieste. Il bar vicino alla Lanterna ha chiuso domenica sera dopo la giornata al servizio dei bagnanti che frequentano lo storico bagno. Ieri mattina i gestori hanno trovato la porta d'ingresso del chiosco sfondata e una delle telecamere che dava sull'interno del locale distrutta. L'altra invece, quella che puntava la cassa, è stata girata affinché non inquadrasse il momento del furto. Quindi il ladro ha divelto il fondo cassa portando via tutto. In piena notte il secondo colpo alla società canottieri Alpe Adria, dove però le immagini di sorveglianza di una telecamera hanno fornito importanti indizi alle forze dell'ordine. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Ancora cronaca con un furto al negozio Murrisoft di Trieste. 2 stranieri hanno distratto i commessi e hanno portato via il portafogli di uno dei dipendenti dell'esercizio. Vediamo.
Ecco il momento in cui il malintenzionato ha preso il portafoglio lasciato sul tavolo del dipendente del negozio. Usando un tablet per il quale fingeva interesse, ha coperto l'oggetto del furto mentre parlava proprio con l'esercente che stava derubando. Poi, fintanto che il complice distraeva l'altro commesso, il ladro ha fatto in tempo a girare dietro gli scaffali, estrarre le banconote, 200 euro, nasconderle nella tasca dei pantaloni e infine riposizionare il portafoglio dove lo aveva trovato. Ma la scena è stata interamente ripresa dalla telecamera interna e i ladri hanno le ore contate. L'episodio è avvenuto il 14 maggio, ma la notizia è emersa solo ora. Sul caso indagano i carabinieri. Quel giorno 2 ragazzi stranieri sono entrati nel negozio di elettronica Murrisoft, sito all'angolo fra via Torrebianca e via 30 ottobre. Uno dei giovani ha immediatamente tentato di distrarre uno dei commessi presenti, portandolo in un angolo del negozio con la scusa di essere interessato dei prodotti. L'altro straniero, che aveva addocchiato il portafoglio ancora prima di entrare, vedendolo appoggiato sul tavolo da dietro il vetro del negozio, ha prima studiato la situazione, poi è andato verso il banco. Una volta capito come agire, il malintenzionato è riuscito a rubare i soldi e a lasciare il portafoglio sul tavolo, convinto di averla fatta franca. Le telecamere non mentono e la scena è stata immortalata per intero, fornendo elementi decisivi agli investigatori. Il sistema di gestione dei migranti funzionerà solo se viene attivata anche l'accoglienza di bassa soglia all'ex bazar di via Flavio Gioia e se i trasferimenti saranno costanti. Così Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, all'indomani della delibera che sblocca la concessione alla prefettura dell'ostello di Camposacro. L'ostello è utilizzato per l'accoglienza dei richiedenti asilo dalla primavera del 2020, quindi in realtà non c'è nessuna novità se non la possibilità di un ritorno a pieno regime dell'ostello, quindi con numeri superiori ai pochissimi posti attuali che sono 25. È per così dire tiepida la reazione del presidente di ICS Gianfranco Schiavone in merito alla delibera che apre alla concessione alla prefettura dal 1° luglio del campo scout di Prosecco. Partiranno i lavori con il rifacimento dell'impianto fognario e la recinzione di sicurezza, più tutti gli altri accorgimenti per rendere la struttura idonea all'accoglienza dei migranti con disponibilità fino a 100 posti, così da svuotare, per così dire, il silos. Ma Schiavone ammonisce: il sistema può funzionare solo con un'alta rotazione. La vera novità sarebbe costituita, dalla gestione dell'ostello veramente come una struttura ad alta rotazione dei richiedenti asilo. E torniamo al problema di prima. Il problema non è la struttura, ma è la gestione complessiva, cioè se ci saranno o meno, se sarà o meno un piano adeguato di trasferimenti. Se i trasferimenti tarderanno e gli arrivi di migranti con l'estate aumenteranno, siamo punto e a capo, sottolinea Schiavone, con centinaia di persone ferme in strada. Il silos era pieno di centinaia di persone quando l'ostello era a pieno regime in tutto il 2023 e soprattutto va sempre tenuto conto che l'ostello è solo per i richiedenti asilo, il che vuol dire che va affrontato parallelamente il tema di coloro che sono in transito o comunque non presentano domanda d'asilo a Trieste e che sono l'80% delle persone che sono a Trieste. Ecco perché la struttura dormitorio di bassa soglia, individuata in via Gioia perché perfettamente agibile, è assolutamente necessaria. Ma c'è un altro problema: ci sono degli abitanti di Camposacro che non vogliono la presenza di migranti, come evidenziato anche durante la trasmissione Sveglia Trieste questa mattina da una residente della zona. Siamo profondamente dispiaciuti, impauriti e tutto quello che vuole, perché siamo 120 persone, tra anziani, giovani, minori, normali cittadini, e cui i propri diritti sono stati calpestati in pieno. Nessuno ci ascolta, né da una parte né dall'altra, e ci troveremo una popolazione pari alla nostra, con tutti i disagi che ne conseguono, soprattutto per il bus e la nostra sicurezza, perché queste persone sciamano ogni giorno anche nelle stradine private, te li trovi davanti ai cancelli, quindi chi ci difende? Tappa in Albania per il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Gli incontri con il premier Edi Rama hanno inquadrato un futuro di collaborazione che vede una posizione strategica per il porto di Trieste in prospettiva futura. Ci sono molte opportunità dal punto di vista commerciale, dal punto di vista degli investimenti. L'Albania può essere un paese per tutte quelle attività di nearshoring che sono diventate fondamentali visto il nuovo contesto globale dove le tensioni, soprattutto tra democrazie occidentali e far east, rischiano di mettere in crisi o condizionare comunque i nostri sistemi produttivi. E questo è lo scopo della visita che il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha compiuto stamani in Albania.
nel corso della quale ha avuto modo di incontrare il primo ministro Edi Rama e alcuni componenti del governo. Sulla base di tali considerazioni l'asse Roma-Tirana, secondo Fedriga, è destinato a rafforzarsi. Il Friuli Venezia Giulia non può che guardare l'area balcanica e l'Albania come paese amico per sviluppare nuove opportunità di sviluppo, nuove opportunità anche di sicurezza del nostro sistema produttivo. Fedriga non si limita però alle ipotesi, ancorché fondate su ragionamenti, pesanti. Fondamentale in questo senso, ancora una volta, il ruolo del porto di Trieste, laddove anche il sistema portuale schipetaro non ne giocherebbe uno secondario. E non da ultimo i rapporti e i collegamenti tra i rispettivi porti. Trieste può rappresentare per l'Albania lo sbocco all'Europa e l'Albania può rappresentare per i nostri mercati lo sbocco a tutta l'area balcanica. Per questo, come istituzioni, abbiamo deciso insieme al governo albanese di iniziare una collaborazione proficua per favorire gli investimenti reciproci. L'addio al porto del presidente dell'autorità Zeno D'Agostino. Il manager veronese si è congedato così nel corso di una conferenza stampa di fine mandato alla stazione marittima di Trieste. Vediamo il servizio. Vero, a prescindere dalle persone, dalle modalità con cui ci si muove, è che, e l'abbiamo sempre detto, quindi non è una cosa nuova, è che se qualcuno parlava di un modello da qualche altra parte, abbiamo sempre ribadito che esiste un modello Trieste e che quel modello Trieste aveva tutta una serie di elementi che in alcuni casi erano totalmente contrari a quello che succedeva, adesso a prescindere da un porto in particolare, ma da tutti gli altri porti, cioè il fatto che comunque si guardava la portualità in una maniera diversa. Patrimonio dell'autorità portuale e delle società ad esse collegate triplicato, primo porto italiano per tonnellaggio totale, ottavo in Europa, primo anche per traffico ferroviario e trasporto marittimo a corto raggio, ma soprattutto lo scalo che non privatizza ma punta a internalizzare il lavoro, 14.777 gli occupati tra comparto e indotto nei porti di Trieste e Monfalcone, nella visione di una governance composita che integra Torre dell'Oid, partecipate e strutture logistiche dell'intero Friuli Venezia Giulia, al centro di un modello di business che punta sulla qualità dei servizi e non sulla mera convenienza. E questo è il senso del modello Trieste, il leitmotiv più volte citato dal presidente uscente dell'Authority Zeno D'Agostino nella sua conferenza stampa di commiato. Non andrà a dirigere nessun altro porto italiano, si occuperà di consulenze, ma rimarrà comunque al vertice dell'Organizzazione dei Porti Europei e del COSELAG, l'ente collegato alla zona industriale triestina, perché, ha sottolineato, crede fermamente nel progetto green dell'Orto Franco alle Noghere. Quanto ai file che lascerà sulla scrivania del suo successore, prima commissario e poi presidente, sono tutti i cantieri in questo momento tra finanziamenti, fondo complementare, PNRR, non solamente quelli dell'autorità ma anche per esempio quelli di RFI, e i nuovi finanziamenti, insomma, lì ce n'è, basta e avanza, insomma, per costruire a Trieste, Monfalcone o delle infrastrutture importanti. In eredità lascia 2,5 miliardi di investimenti nello scalo giuliano, con in prima linea il raddoppio del molo settimo, il realizzo del molo ottavo e del terminal ungherese, ma anche il raddoppio della capacità ferroviaria con la nuova stazione di Servola e il maxi investimento per l'elettrificazione delle banchine. Infine l'eredità di prospettiva, il futuro del porto non è il porto, che parla di trasmissione di dati via condotte sottomarine, investimento su industrie che possano sfruttare i nuovi punti franchi e tutto ciò che lo scalo può proporre dal livello del mare in giù, dove le navi in questo caso non c'entrano. E il presidente uscente dell'autorità portuale sarà protagonista di un'intervista di un'ora nel corso della puntata di Ring in programma questo venerdì su Tele4. Sono incominciate le operazioni di allestimento del palco e di tutte le strutture accessorie in vista dei concerti del 2 e del 9 giugno allo stadio Rocco, concerti di Ultimo e di Max Pezzali, concerti che proprio stanno rapidamente andando verso il tutto esaurito. Vediamo. Allestimento del palco sotto la pioggia allo Stadio Rocco in vista dei 2 grandi concerti di Ultimo e Max Pezzali, in programma il 2 e il 9 giugno. A partire dal 20 maggio e fino al 30 giugno, difatti, l'impianto intitolato Il Paron Rocco è a disposizione del Comune per l'organizzazione dei concerti estivi, con il montaggio di tutte le strutture necessarie alle esibizioni. Caschetto giallo e impermeabile rosso per gli addetti preposti all'allestimento di palco, vie di fuga, recinti e aree di servizio dello stage, partendo però dal posizionamento di teloni e pannelli che poggiano sul manto erboso. Il pavimento infatti è
in qualche modo osservato speciale per verificare a posteriori se, da una parte, gli accorgimenti che vengono utilizzati in fase di allestimento e dall'altro i massicci lavori nel fondo del campo delle settimane scorse potranno calmierare l'usura del manto erboso proprio a seguito dei 2 grossi concerti, per cui sono previsti 25.000 spettatori a data. L'attenzione speciale alle condizioni del campo sono frutto dell'esperienza dell'anno scorso, quando, dopo il concerto dei Maneskin, il terreno del Rocco non si è presentato in modo idoneo per le partite della Triestina. Il palco sarà unico per entrambi i concerti. Il montaggio iniziato in queste ore terminerà nel giro di una settimana a 10 giorni circa. I 2 concerti sono le cosiddette date zero, quindi collaudi, test di diversa natura e quant'altro servirà anche per affinare le prossime tappe che i 2 cantautori svolgeranno in altre città. Secondo l'avviso pubblicato qualche mese fa dal Comitato regionale della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, che ha ricevuto il finanziamento della regione per rimettere a nuovo il campo, una volta terminati i concerti, una ventina di giorni circa saranno dedicati a eventuali lavori di rizollatura per rimettere a posto il terreno in base alle condizioni. L'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi ha infine sottolineato un aspetto, ovvero che molto sarà condizionato dal meteo. Durante i Maneskin il caldo era torrido e ciò non ha aiutato la tenuta del campo, che a ogni modo non era performante come quello attuale. Se il clima sarà più mite, allora forse grossi disagi all'erba del Rocco non dovrebbero verificarsi. Capitolo biglietti. I dati aggiornati un mese fa raccontano di 22.300 biglietti venduti per il 2 giugno per il concerto di Ultimo, circa 16.000 invece per Max Pezzali. Ma in un mese, riferiscono dal comune, è assai probabile che si sia raggiunta la capienza massima per entrambi gli spettacoli, ovvero 25.000 tagliandi staccati che rappresentano così il sold out per tutti e 2 i concerti. Trenitalia, con l'entrata in vigore dell'orario estivo 2024, aumenta il servizio Frecce verso le stazioni di Latisana per raggiungere Lignano Sabbiadoro e Cervignano per Aquileia e Grado. Sentiamo. La Regione ringrazia il gruppo FS Trenitalia per l'attivazione di alcuni servizi aggiuntivi richiesti dall'amministrazione per rafforzare i collegamenti durante il periodo estivo. Si tratta dell'attivazione di nuove fermate a Miramare e di nuovi treni attivati da Trenitalia, sempre su richiesta della Regione nell'ambito del contratto di servizio, con l'obiettivo di sostenere la maggior domanda derivante dalle navi da crociera che approdano a Trieste. Vengono confermati i servizi attivati per la prima volta lo scorso anno e risultati efficaci per l'utenza turistica, quali ad esempio le ulteriori soste al Trieste Airport a Ronchi dei Legionari per favorire l'intermodalità. Il cambio orario estivo 2024 conferma i potenziamenti d'offerta del fine settimana sulla relazione Trieste-Udine-Carnia-Tarvisio a favore del cicloturismo già attivati nell'estate del 2023. È confermato anche il potenziamento estivo del trasporto biciclette sulla direttrice costiera, grazie alla presenza di una carrozza bici da 64 posti su 6 coppie di treni della direttrice Trieste-Portogruaro-Venezia. Disponibile tutti i giorni nel periodo estivo il servizio. Prosegue anche il trasporto ferroviario transfrontaliero Micotra, realizzato dalla società Udine Cividale tra Italia e Austria lungo la direttrice Udine-Tarvisio-Fillac, correlato alla ciclovia Alpe Adria, realizzato in collaborazione con la OBB ed esteso a Trieste nel fine settimana via Palmanova Cervignano. L'estate 2024 i collegamenti treno più bus e treno più nave attivati per il 2023 per le località balneari di Lignano, Grado e Muggia. Per i turisti diretti alle spiagge si potrà utilizzare il Lignano Link, il servizio treno più bus in collaborazione con Arriva Udine, con 46 corse al giorno. Con il Muggia Link, il servizio treno più motonave in collaborazione con TPL e FVG, sarà possibile arrivare via mare a Muggia con un imbarco al molo Bersaglieri di Trieste, distante pochi minuti a piedi dalla stazione centrale, 31 corse motonave al giorno durante l'estate. Ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco con diversi altri servizi, raccontandovi anche la conferenza stampa della Triestina che si è tenuta questa mattina per fare un bilancio della stagione. Ci vediamo tra poco. Riprendiamo il telegiornale. Alessandra Guerra, già presidente della regione Friuli Venezia Giulia con la Lega Nord a metà degli anni 90, oggi è candidata alle elezioni europee nel nord-est con la formazione di Michele Santoro, Pace, Terra e Dignità. Ai nostri microfoni ha raccontato i motivi del suo ritorno in politica e ha anche affrontato il tema della gestione delle migrazioni. Vediamo. Io ci sono arrivata per una telefonata di Michele Santoro dopo tanti anni, nel 2008 ho smesso di fare politica, al culmine forse della notorietà, per il motivo per cui ho ripreso adesso, nel senso che non ero più d'accordo con un certo modo di portare avanti la politica che al tempo
la Lega, che era ancora la Lega Nord, aveva scelto di collocarsi definitivamente a destra con un livello molto alto di conflittualità con la società nella quale siamo immersi e soprattutto con un livello di demagogia molto alto, di populismo molto alto, che andava e va a cozzare con quella che è la mia formazione, il mio luogo d'origine e il mio modo di portare avanti le cose, che è concreto, anche passionale, ma assolutamente moderato. Un conto è affrontare la questione delle grandi migrazioni, a cui l'Europa è volente o nolente sottoposta, indipendentemente da chi governa. Un conto è cavalcare questo tema. Ormai la Lega Nord prima e la Lega di Salvini adesso, insieme al centrodestra, entrano da governi da quasi 30 anni. Eppure, se noi andiamo a guardare ancora una volta il metodo scientifico, i dati e le statistiche, non è cambiato niente, anzi è peggiorata la situazione. Obiettivi in Europa in vista delle elezioni europee di 8 e 9 giugno. Ne abbiamo parlato con Herbert Dorfmann, candidato con il Südtiroler Volkspartei, che corre assieme al partito Slovenska Skupnost. Quali sono gli obiettivi da portare in Europa? Io ho avuto l'onore di rappresentare questa terra ormai da 15 anni in Parlamento europeo, ho sempre lavorato chiaramente per le minoranze, però anche per le zone rurali, per l'agricoltura, che è un po' il mio, dove lavoro principalmente. Sono stato responsabile per l'agricoltura nel mio partito, il Partito Popolare Europeo, quindi sviluppo delle zone rurali, sviluppo dell'agricoltura, sviluppo anche della viticoltura, che è particolarmente importante in questo territorio. Quali sono invece le criticità di questa Europa? Cos'è che bisogna cambiare? Bisogna migliorare, bisogna lavorare ancora più insieme. Io penso che proprio in questo momento geopolitico molto sensibile si capisce che le nazioni non ce la faranno da sole. Se noi pensiamo che l'Italia, la Francia, la Germania, non parliamo poi dei paesi piccoli come l'Austria e Finlandia, in questo contesto difficile possono fare da soli, io penso che sbagliano. Bisogna lavorare insieme, bisogna trovare soluzioni insieme su tutto quello dove c'è un vero plus valore europeo, cioè dove la collaborazione fa veramente senso. E poi io provengo da una provincia autonoma e come questa regione qui, io penso a tutte le decisioni che si possono prendere sul territorio, nei comuni, nella regione, e che dove fa senso che si prendono qui è meglio che si prendano qui. Parliamo ora della Triestina, perché è archiviata la stagione con l'uscita ai playoff, è tempo di bilanci. Oggi la dirigenza ha parlato alla stampa trattando numerosi aspetti, dalla scelta del prossimo allenatore che verrà ufficializzato nel giro di una settimana circa, ma anche gli obiettivi del prossimo anno, ma anche dal quadro economico, societario, soprattutto il piano di risanamento del club una volta insediata la proprietà americana, fino alla questione dello stadio e anche del futuro centro sportivo in quel di Montedoro. Vediamo il servizio che è frutto della conferenza stampa di questa mattina presso la sede societaria. È stata sicuramente un'annata, per essere la prima annata in 10 mesi che io considero un'annata da 8, pensando da dove siamo partiti, perché io ricordo con gli amici che ci hanno ridato il simbolo, il nostro marchio all'inizio del campionato, che sono arrivati qua forse i primi di luglio, e noi parlavamo così, speriamo di arrivare ai playoff, loro hanno detto ci basterebbe non soffrire come l'anno precedente. Triestina da 8 in pagella per la dirigenza dell'Unione, che ha guardato ai suoi primi 10 mesi dall'insediamento della nuova proprietà. Un bilancio positivo, ma che deve necessariamente migliorare e puntare alla vittoria del campionato il prossimo anno, perché l'obiettivo rimane quello della promozione in Serie B. Noi vogliamo creare una squadra con mentalità alta, intensità alta, con qualità alta. Vogliamo vincere, punto. Il prossimo anno sarà qualcosa speciale. Anche per i nostri tifosi torneremo a Racco ogni settimana. Abbiamo, come ha detto Seba, abbiamo un campo per allenamento.
Il primo anno in Serie C è stato piuttosto dispendioso, si parla di un'annata costata circa 18 milioni di euro su una previsione di spesa di almeno la metà, a pesare i debiti ereditati dalle gestioni precedenti e le trasferte per giocare in casa a Fontana Fredda, costate circa 1.800.000 euro. Abbiamo trovato una situazione finanziaria che si è presentata molto più complessa di quella che avevamo previsto. Quindi lo sforzo per sistemare da un punto di vista dei numeri la società è stato il doppio di quello che si aspettava. Non sono frottole quando parliamo di 18 milioni di euro per un anno in Serie C. Entrando in argomenti più legati allo spogliatoio, la dirigenza ora si prenderà qualche giorno per parlare coi giocatori e valutare chi e quanti della rosa attuale faranno parte del gruppo squadra per la prossima stagione. Riguardo all'allenatore, l'ufficialità arriverà a giorni. I nomi più gettonati sono quelli di Michele Santoni, allenatore del Dordrecht nella Serie B olandese, e Massimo Donati, quest'anno nella panchina del Legnago. Quei due nomi là sicuramente sono due nomi che stiamo considerando in maniera molto attenta. Proseguono le trattative con il comune di Muggia per il centro sportivo Montedoro e con il comune di Trieste per ricevere in concessione lo stadio, considerato un asset societario molto importante. Scelte tecniche e disciplinari alla base delle esclusioni di alcuni giocatori nelle ultime partite. Un paio di giocatori che non hanno giocato, queste sono le scelte tecniche, ma anche un po'... Devi essere parte del gruppo, sempre. Se non parte del gruppo non puoi stare qua, basta. Noi siamo qua, abbiamo voluto ovviamente questa conferenza stampa perché vogliamo dirvi che siamo prontissimi. Siamo prontissimi con una gran voglia di fare. Concerti sinfonici con prestigiosi solisti, musica da camera, danza e poi laboratori, bande e un suggestivo concerto sul mare, il ricco programma della seconda edizione del Festival di Trieste e della Società dei Concerti in calendario a settembre. Il servizio di Laura Bucarella. Un magico concerto sul mare, protagonista il celebre violoncellista Giovanni Sollima, che si esibirà su una piattaforma galleggiante di fronte a Piazza Unità. Quello del 14 settembre è solo uno dei 29 appuntamenti del ricco cartellone della seconda edizione del Festival di Trieste, il Faro della Musica, ideato dalla Società dei Concerti, in collaborazione con i teatri Rossetti e Verdi, il Conservatorio Tartini e la Scuola di Musica 55 e il Comune di Trieste. In programma dal 7 al 18 settembre con un'anteprima della Filarmonica di Milano il 5. La base è quello del festival, cioè di vivere la città pienamente, culturalmente e musicalmente. E gli eventi di quest'anno sicuramente coinvolgono innanzitutto i concerti al Teatro Verdi, e questo con 4 artisti importantissimi, c'è Alexander Melnikov, Newton Summer, Giovanni Sollima e anche Nikolai Lugansky insieme a Hannah Chang, insomma insieme questi a 2 orchestre, quindi alla Filarmonica di Milano e ovviamente l'Orchestra del Teatro Verdi. Dopodiché quest'anno la danza è uno degli aspetti fondamentali, infatti per la prima volta quest'anno nel festival avremo uno spettacolo di danza al Teatro Rossetti, una particolarità forse su tutte è un concerto proprio sul mare con Giovanni Sollima, che oltre ad andare in teatro a suonare con l'Orchestra del Verdi farà proprio un concerto sul mare il giorno prima, il sabato. La particolarità del programma di quest'anno è quella di una crescita nell'arco temporale di questa manifestazione, che da una settimana si estende a 10 giorni con un raddoppio della proposta artistica. Sono vari percorsi che offriamo al pubblico in concerti sinfonici, cameristici, ma con una particolare attenzione quest'anno anche alla danza. La collaborazione con il Teatro Verdi, con il Teatro Rossetti, Parco e Museo Storico di Miramare, la Capitaneria di Porto, tutte realtà cittadine molto importanti che danno anche questa possibilità di far godere al pubblico alcuni spettacoli anche gratuitamente a una miriade di manifestazioni e di eventi che coinvolgeranno la città in settembre dal 7 al 18. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e una buona serata.